villaggio nuragico di Pine Maiolu si trova a poche centinaia di metri dal Museo archeologico di Villanova Foro, all'interno del perimetro urbano del paese. Individuato agli inizi degli anni '80 durante i lavori di una lottizzazione, è stato oggetto di indagini archeologiche a partire dal 1988, a più riprese fino ai primi anni 2000. Le ricerche hanno dimostrato una continuità di vita di questo insediamento a partire dall'età del bronzo, con un grande sviluppo nella prima età del ferro ed una frequentazione sporadica, ma non meno importante, nell'età punica e romana. L'insediamento si sviluppa su una collina disponendosi su 3 terrazzi naturali. In quello superiore sono ancora evidenti 2 grandi edifici della piena età nuragica. Siamo intorno al XV-XIII secolo a.C. Queste strutture sono forse riferibili alla torre di un antemurale e ad una grande capanna. Il ritrovamento nell'area di alcuni conci a T e di mensoloni proverebbero l'esistenza di un nuraghe nelle vicinanze, forse in comunicazione visiva con nuraghe Gena Maria. I reperti rinvenuti negli scavi sono ora esposti nella sala dedicata del primo piano del Museo archeologico di Villanova Foro, inaugurata nel 2012 dal curatore Ubaldo Badas. Raccoglie una serie di manufatti ceramici, littici e metallici della prima età del ferro, e in particolar modo dei secoli IX e VIII a.C. L'occupazione del sito si interrompe poi per alcuni secoli, ma frammenti di ceramica attica testimonierebbero la ripresa a partire dal V secolo a.C. Importanti le testimonianze relative alla frequentazione punica, con una serie di anfore, frammenti di un tabuna, un forno domestico per la cottura delle focacce. Ceramiche di età repubblicana testimoniano l'occupazione fino al II-I secolo a.C. Ci troviamo nel secondo terrazzo, dove sono presenti alcune strutture di varia tipologia. Di particolare importanza una capanna di pianta circolare, dal quale provengono un bacile ed una vasca in pietra. Questo è ciò che è residuo di un sedile semicircolare, dove al centro era probabilmente collocato il bacile littico che oggi è esposto al museo. La presenza del focolare, individuato in posizione adiacente rispetto al sedile, fa pensare che questi elementi, quindi sedile, bacile e focolare, potessero essere utilizzati per la pratica del bagno di vapore caldo. A poca distanza dall'ambiente circolare sono localizzati altri spazi, di cui uno di forma allungata e un altro di forma quadrangolare. Particolare un sentiero con alcuni gradini in pietra che permetteva il collegamento tra la parte bassa e quella alta della collina. Qui gli scavi si sono interrotti nell'anno 2000, ma proprio in questo periodo è in corso la ripresa delle indagini archeologiche. L'edificio senz'altro più importante dell'intero complesso di Pine Maiolu è la grande struttura circolare edificata durante l'età nuragica. Inizialmente interpretata come tempio a pozzo, sembra piuttosto riferirsi ad una camera a Tolos.